materna di Totò. Non dici perché la materna di Totò? Che logicamente in questa commedia noi abbiamo 4 numeri e poi non si sa se questi 4 numeri escono o non escono. Per sapere se escono oppure no, vedete un po', vedete la a teatro facile, quindi insomma, se no non me ne complichiamo le cose. Andiamo a vedere questi famosi attori di questa compagnia, chi sono, perché sono famosi. La prima è Angela Saremi. La telecamera sta là, questa è la cuffia e questa è il dunque, è normale che mi manda questa. Che ne pensa di questa compagnia fantastica? La mia compagnia posso dire solo che siamo una grandissima famiglia, ci rispettiamo e ci vogliamo molto di bene. Meraviglia. E parlaci un po' del tuo insomma, ruolo in questa compagnia. Il mio ruolo è un ruolo abbastanza, direi tosto. A noi ci piace la roba. Sì. Sembra di sì. Vabbè, vuoi fare un saluto in particolare a qualcuno? Vorrei in massa accevere tutti quanti. Sì, no, guardi. Bravo. Come seconda scettrice, come seconda mano, insomma, così, c'è Fabiana Viscardi. Dicevano alla tua carissima amica che sia che si non ricorda. Raccontaci un po' qualcosa su questa compagnia fantastica. Bella. Vabbè, è una bella compagnia, più che una compagnia, siamo una famiglia. Questa è una cosa seria, tu sei. Vabbè, questo ruolo che interpreti in questa commedia quale? Io sono Carolina, sono un'amica di famiglia. Questo è, vuoi fare una curia in particolare a qualcuno? No. No. Ti una detto per te, vabbè, puoi andare. E appresso Teresa De Silvio, che non è la nota cantante, attrice e tuttoressa bis, ma è mamma. Insomma, è mamma. Quindi eccola qua. E questa è la cuffia che si unisce. Non guardare qui, guarda qua. Firmo Fernandez, dove si mette la cuffia? La cuffia mantiene. Mantiene Mantiene. Dica. Dunque, allora, che ne pensi di questa compagnia fantastica che sia? Un pensiero tuo. Vabbè, è fantastico come dici. Nella commedia, insomma, Io faccio Rosina, una vicina di casa. ma sei vicina? Sono vicina Vico e Vico, cioè proprio bascio e bascio. Bascia. Allora, vabbè, vuoi fare un saluto in particolare a qualcuno? No, niente, il figlio lo tengo qua, il marito lo tengo qua. Allora non salutiamo. Non saluto. Arrivederci. Appresso abbiamo Roberta Giannotti. Allora, come dicevo, che sia cuffia che si microfono, parla là e non ti preoccupare, non mantieni. Non devi fare niente. Dunque, dicevamo, raccontaci qualcosa di questa compagnia fantastica che sia. Fantasmagorica. Fantasmagorica. E questa compagnia è nata da 3 anni Sì. e io ne faccio parte da uno. Però mi trovo benissimo. Ci piace. E questa commedia, questo ruolo, insomma, come mangi, ti piace un po' qualcosa, lasci qualche clicca. Il mio ruolo, Ginetta, adesso spirituale, scumbrearuna. E niente, sono la più giovane della casa, quella che si preoccupa sempre e adattare sempre il tarantino. Bravo. E vuoi fare un saluto a qualcuno, il tuo ragazzo, la tua mamma, insomma, tua sorella? Tutti, anche a tua sorella, logicamente. Conosciamo, conosciuta la famiglia. Appresso abbiamo Alfredo Vitiello. Alfredo Vitiello sta qua. Sta qua. Dunque, carissimo Alfredo, come dicevo, che sia la cuffia che sia un microfono, ma te lo dico io prima no. E dalla posizione non viene più vicino. Grazie. Chiaro che stanno gli sponsor, da poi tutta la presa, vabbè. Dica, cosa ne pensi di questa compagnia fantasmagorica che sia? È una fantasma o è una corica? Non ho capito ancora la domanda. E che ne penso? È bellissima questa compagnia. È bellissima, veramente. Questa parte insomma che interpreti questa volta? Molto difficile. È un personaggio che io non sono proprio. È bellissimo, però. Mi impegna più del dovuto, guarda, è molto difficile, veramente. Per niente è una commedia di Edoardo. Tu li faccio sempre uscire, di solito però non è. Però stavo più scemi prima. Che mi appartiene. Vabbè, vuoi fare un augurio a qualcuno? Sì, a mamma. Mamma, tanti auguri di Natale e buon compleanno, mi raccomando. Il 31 a mezzanotte è il tuo compleanno, mamma. E fai giusto 79 anni. Auguri e dedica a te questa commedia. Auguri. Luca Rivarico, ci dicono dalla regia che dobbiamo tagliare.
Allora, che sia il microfono, che sia Luca, che ne pensi di questa compagnia? Non ti preoccupare, tu guarda là, non ti preoccupare. Sì. Cosa ne pensi di questa compagnia? Quale compagnia ci fai? Questa compagnia di musica, Una compagnia nostra. compagnia teatrale. Ah, teatrale, Insomma. Vabbè, questo ruolo insomma che interpreti quale? Lo sapevo prima. No, in pratica io sono un ragazzo di strada, come tanti altri. Faccio parcheggiatore col campano, così. Sempre. E vuoi fare una briga a qualcuno? A tutta la compagnia, innanzitutto, a tutti voi a teatro. A teatro. Tanti auguri pure voi a teatro, a casa, tutti quanti. Vabbè, a tutto quanto, insomma, non lasciamo nessuna casa. Il prossimo è Salvatore Caprina. Il suo microfono che si apre, non ti preoccupare, ma dai tutte le cose. Dunque, allora, non ti fare pigliare che. No. Allora, che ne pensi di questa compagnia? Va? No, questa compagnia, come sinceramente, Sì, come sul serio, tu sei. è una cosa grave. È una cosa, è un saluto in particolare che vuoi fare. Un saluto particolare che voglio fare, lo voglio fare, Nipoti? no, lo voglio, ma un saluto alla compagnia. A chi vuoi? A chi vuoi? Allora lo voglio fare a Pascalino. A Pascalini che sei, vabbè, qui andate. Posso andare? Noi speriamo in tutto nella roba. So io. La scuola a casa a tutti, a casa per sempre, casa per sempre, cosa ne pensi di questa compagnia? Molto bella, una commedia fatta veramente molto bella. Questo ruolo che interpreti? Sì, Agliatiella è una cicchietta molto scema e insalata. Vuoi fare un augurio particolare a qualcuno? Ti faccio tanti auguri a tutta la mia famiglia, e ad Alessandra e a tutti quanti. Buon Natale e felice anno nuovo, anzi fatica. A tu dai, volevo che facci meglio lavorare che stai a casa. Ma la resa scena, dov'è? Allora, questo è il microfono, questa è la cuffia, cosa ne pensi di questa compagnia fantasmagorica? Sono parole. Parole? E questo ruolo che interpreti qual è? Secondo te, come lo interpreti questo? Non ho capito. No, dici la verità. No, è la verità, secondo te. Secondo te, no, No, secondo lei. E secondo te sei te stessa, che si vuole sapere? Sì. È te stessa. Dunque, un augurio particolare che vuoi fare a qualcuno? A tutte le partite. Dunque, appresso ci abbiamo Rosaria Tricarico. Ah sì, dunque Rosaria, il suo microfono che si ha filmato e tu guarda là. Sì. Cosa ne pensi di questa compagnia? Ah, una compagnia di pazzi. Di pazzi, sì, ho capito. E ci tutti bravi tutti qua. Ti trovi bene questa compagnia? Benissimo. Vero. E tu un augurio in particolare che vuoi fare a qualcuno? Sì, a tutti, no a qualcuno, perché ci fa qualcuno, a tutti qua. Posso andare? Sì, già ci fa. Sì, basta zitta che qui, che è la cosa più importante dell'intervista, che non si capisce. Un bacio. Un bacione a tutti. Dunque, il prossimo o la prossima è già dalla porta. Si è chiuso la porta, insomma, si è chiuso la porta. Questo è il microfono, la cuffia la mantengo io. Cosa ne pensi di questa compagnia fantasmagorica che sono? È il primo anno che questa compagnia è divertente, siete tutti simpatici. Poi c'è il secondo, mi si rende conto che è proprio una cosa. Vabbè. Questa parte di interpreti. No, è la partita che mi dà un scemo. È simpatica, sì. Devo parlare in napoletano, che ho un po' di difficoltà. Ok, faccio meglio. Dunque, un saluto in particolare, devo fare un augurio. Buona Natale a tutti. Faccio un saluto in particolare a Mariano, fidanzato, che mi accompagna tutte le sere. Siamo destinati. Me aspetta. Quindi finiamo le cose. Purtroppo aspetta, sono l'unica facendo per i miei vicini. Fai stare zitti a tutti quanti, per non rimanere a te perché non hanno capito. Il prossimo è Gianni Bricco. Gianni Bricco è il nostro regista. Dunque, il nostro regista che cosa ne pensa di questa compagnia? Mi sto inchinando al vostro cospetto. Quindi ancora non cominciamo. Dunque, cosa ne pensi di questa compagnia fantastica che siamo? Vorrei fare una domanda. Ma cosa ne pensi di questa compagnia fantasmagorica? Questa compagnia qua, la compagnia di fa compagnia.
Ciao compagnia, ciao. Ciao. Mi amo di sacco. Un augurio particolare per Un augurio particolare, buon Natale, un abbraccio circolare a tutti quanti. allora, noi ci dilunghiamo un po', vediamo questo anno e ne riapriamo un altro. Secondo te, come sai questo anno o sarà meglio l'anno In poche parole mi stanno perché da settembre che abbiamo iniziato l'attività teatrale, addirittura ci riposiamo fino a gennaio che iniziamo un nuovo anno 2014 con la prima data 4 gennaio, prima da Befana, andiamo a Pompei dalla Madonna di Pompei, andiamo al Teatro Mattiello, lì c'è l'organizzazione degli ex Aldini di Don Bosco che ci ospitano al Teatro Mattiello in una rassegna amatoriale. È bellissimo quel teatro. Ma non solo, perché poi successivamente andremo al Teatro Bolivar. Ci aspettano tutti, ci aspettano in Vabbè, adesso salutiamo i nostri amici, ma già è finito. Devo andare? No, ma che non finisce a casa. Allora io vi suggerisco 4 numeri: 8, 13, 32 e 90. Giocatilla! Un augurio di Natale, Un augurio di Natale solo a una persona, a mamma. Ciao. E appresso c'è Michele autore di che non si sa. Excuse me, I'm in interview. Yeah. Ok, bye. Salve. Allora, c'è un problema di traduzione perché lui è mezzo americano e mezzo napoletano, dunque io parlerò, cercherò di interpretare il suo. Allora, Michele, you will understand and everybody now and once again and thank you very much. Oh yeah, I understand. Ivano Paraloci, Rapellina, yeah. Dunque. Excuse me. Hi. Oh, Paolo, ciao, sì, Paolo Cagliazzo, yeah. Scusate Paolo. Sì, scusa, basta, facendo l'intervista, però sento, non posso. Dobbiamo chiudere. Ok, ciao. Un augurio particolare che possiamo. Ho un augurio che questa compagnia possa arrivare vittoriosa alla fine nel mare in tempesta, con le cime tempestose, con il timoniere che è il nostro amico Africa. È un augurio di Natale? Un augurio di buon Natale a tutti quanti. Merry Christmas, I give you my heart. Bene, arrivederci. Ci abbiamo il Peppe Strino, Giuseppe Strino, parliamo. Dunque Poppi, sentite a me, facile. Allora, Poppi, che ne pensi di questa compagnia visto che è la prima volta? Una famiglia, siamo tutti quanti bene insieme, è una bella esperienza. Ok, vuoi fare un augurio in particolare? L'augurio ce lo facciamo a lui, lo facciamo a noi alla compagnia che tutto va bene, che tutto riesce in modo migliore. Camarone ci lo pensa. Soprattutto. A presto c'è Angela Fusco, siamo alla fine quasi. Eccola, lì da qua. E lei entra tutto a conto. Non fa capire, c'è bellissima come si sta proprio raggiungendo, quasi dalla bellissima. Questo è il microfono, questa è la cuffia, chiudi sul balcone, mi va da tagliare. Dunque, cosa ne pensi di questa compagnia? Che è una compagnia speciale, sono tutto per i capi di questa compagnia perché trasmettono tanto. La commedia, insomma, come ti trovi con questi attori fantastici, Un giorno si dà al mattino al primo momento a casa mia, benissimo. È un augurio particolare? A chi lo vuoi? La mamma, ciao mamma! Chiamatemi a Francesco Calisse, il nostro dottore. Giocatevi 44 Calisse 44, lo farò di. Allora dunque, signor Calisse, dottor Calisse, cosa ne pensi di questa compagnia visto che è la prima volta? Tutti fantastici, bravi persone, tutti amici. Bella esperienza, io sono una new entry. New entry, once again. Dunque, vogliamo fare un augurio in particolare? A tutte le persone che mi vogliono bene e soprattutto a quelle che non mi vogliono bene.
bravi a finale rimango solo io, logicamente, sempre da solo rimango. Che dire, una vita tutta la pace ascolto, ci vediamo il 4 gennaio a Pompei, il 18 e 19 gennaio. All the people! Il 18 e 19 gennaio a Teatro Polvere, con questo augurio vi lascio e Camerone ci accompagna, sui turisti c'è le sparagne. Tanti auguri a tutti quanti, un bacione da mia polissante e tutto, guarda il numero 10 che sono io, sulla ruta di Napoli, sicuramente non esce ma voglio giocare così. Un saluto a tutti, un bacione e buon Natale. Rossi, verdi e gialli. Auguri e augurizzate! Ho giocato 3 numeri all'8, 25, 60, 38, li ho giocati con